Infuria il Covid nell'Ovest vicentino, colpite case di riposo, l'ultimo in ordine di tempo la Scala Brin, scuole e attività lavorative e quasi inevitabilmente tra le sue fauci ci finiscono nonostante le precauzioni anche gli stessi amministratori locali, sempre in prima linea anche nella lotta al Covid. È così che a fare l'amara scoperta di essere finita nel computo dei positivi è anche la sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua. La notizia in mattinata, come racconta lo stesso vice sindaco. Questa mattina abbiamo fatto dei test presso un centro medico privato ad Arzignano per precauzione. Da questo test è risultata appunto la positività del sindaco Bevilacqua, che in questo momento è in isolamento e sta seguendo le procedure sanitarie. Un po' disorientata, la prima cittadina attende gli sviluppi confidando che i sintomi restino lievi e non diventino qualcosa di più preoccupante e seppur in quarantena non mancherà di essere presente. La situazione sarà ovviamente gestita da Alessia anche da casa, abbiamo un'organizzazione di team molto tecnologica, quindi comunque con telefoni e internet il sindaco continuerà comunque a dirigere il comune come ha sempre fatto in questi difficili mesi del 2020. Arzignano, che al 3 novembre contava 292 positivi in quarantena a casa e 7 ricoveri con un indice finale dell'1,2% di positivi su abitanti. Da Arzignano a Chiampo, dove il Covid dimezza di fatto la giunta, a risultare positivi sono 2 assessori su 4, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e manifestazioni Filippo Negro e l'assessore allo sport e politiche giovanili Sara Mettifogo. L'invito ai cittadini rimane uno solo. Massima attenzione, usiamo tutte le precauzioni del caso perché il mese che sta per arrivare si preannuncia particolarmente complesso.